tanti ci chiedono in questi giorni perché noi aderiamo allo sciopero generale, alla manifestazione della FIOM. Perché la FIOM l'ha fatto con noi allora nel 2007, quando questo governo, attraverso quella che in maniera impropria definisce la riforma del pubblico impiego, ha attaccato appunto il pubblico impiego e i lavoratori pubblici bloccando i contratti fino al 2016, appunto la FIOM allora è stata con noi perché ha capito che il disegno di questo governo, del governo di centrodestra, è quello di attaccare i diritti generali dei lavoratori, in particolare dei lavoratori dipendenti. Una strategia che è andata avanti con una escalation continua e che si prospetta deleteria per tutto il mondo del lavoro. Credo proprio di sì. Tenete presente che noi non rappresentiamo solo i lavoratori dei comuni, delle ASL e dei ministeri. Un bel terzo dei nostri lavoratori sono lavoratori del privato, delle cooperative, delle aziende di igiene non solo pubblica ma anche privata, eccetera. E anche qui l'impianto è quella della deroga ai contratti, del rinvio dei rinnovi contrattuali, dell'attacco ai diritti delle persone, a partire dai diritti della maternità per arrivare al semplice diritto di curarsi quando si è ammalati e quando si ha bisogno appunto di assistenza sanitaria e sociale da un'altra parte. Demolire i contratti significa depotenziare i servizi e smobilitare lo Stato sociale? Credo proprio di sì. Il disegno complessivo non è più l'articolo 18, così come all'inizio del 2000, perciò l'abbattimento dei diritti e dei licenziamenti cosiddetti su giusta causa. Hanno bypassato il problema e l'attacco è sulle grandi conquiste del movimento operaio e dei lavoratori dipendenti del Novecento e pertanto annullare appunto la storia del Novecento e delle grandi conquiste a partire dallo Statuto dei lavoratori e quello che esso rappresenta anche per l'individuazione appunto dei contratti nazionali di lavoro. Ci sono dei grossi problemi dal punto di vista della reazione dei lavoratori in quanto tali e in quanto consumatori a livello di sigle sindacali. I sindacati non sono uniti rispetto a questa offensiva. Questo è vero, mai appunto la crisi dell'unità sindacale non è mai stata così pesante come in questo ultimo decennio, ma evidentemente il ragionamento ruota tutto intorno, anche per quanto riguarda appunto l'attacco ai diritti e pertanto anche il diritto di associazione sindacale, ruota tutto intorno su che modello sindacale si vuole. Se il sindacato appunto che rappresenta i lavoratori e i diritti dei lavoratori, che rilanci sulle politiche di ridistribuzione del reddito, sulle politiche salariali, sulle politiche appunto anche di diritti generali di cittadinanza, e il sindacato invece che sia compartecipe con l'azienda rispetto ai meccanismi appunto di gestione della società attraverso gli enti bilaterali che noi non condividiamo. In qualche misura questo attacco ai diritti fondamentali è veramente un attacco ai principi fondanti della Costituzione italiana, non le sembra? Credo proprio di sì, ma non sembra solo a noi della CGIL, sembra anche alla Corte Costituzionale, visto che la prima riforma Brunetta del 2007, quella famosa sui nuovi orari di presenza a casa in caso di malattia e quant'altro, è stata bocciata proprio dalla Corte Costituzionale perché è appunto anticostituzionale. E allora non c'è un problema politico che riguarda un po' tutte le forze che oggi sono dentro questo Parlamento? Perché non c'è un segnale forte da parte delle forze di opposizione, quantomeno, rispetto a questi gravi problemi? È quello che da anni andiamo a dire. A noi manca, al movimento operaio, al movimento dei lavoratori dipendenti, al mondo del lavoro, manca un riferimento politico in Parlamento, manca chi appunto traduca in norme, in leggi, in garanzie le conquiste, ormai poche devo dire in questo ultimo decennio, che il movimento dei lavoratori dipendenti riesce, o il movimento sindacale appunto, riesce a mettere in campo e a consolidare. Il grande centro, e quando parlo di grande centro parlo anche del più grande partito della cosiddetta sinistra, se sinistra c'è ancora in questo paese, ormai appunto pensa a qualcos'altro
tenta di mettere insieme diritti dell'impresa con diritti generali dei lavoratori, talvolta su questi sono inconciliabili, in particolar maniera in questi ultimi anni con questa grande crisi appunto economica che di fatto pagano solo i lavoratori dipendenti. Un solo dato tecnico su questa questione: il 90% della tassa sulla persona, l'IRPEF, la pagano i lavoratori dipendenti. E allora lo sciopero del 28, ma di necessità un impegno proiettato in tutta la primavera e in tutta il prossimo estate, perché l'Italia non può mica continuare così. Io credo proprio di sì, credo anche che sia necessario valutare con estrema chiarezza ed estrema puntualità anche l'opportunità di uno sciopero generale di tutte le categorie, perché insomma non si può continuare così, non ci sono politiche di rilancio del paese e noi siamo per rilanciare il paese, perché noi siamo, non noi sindacato, i lavoratori dipendenti rappresentano la forza, il motore di questo paese e a questi lavoratori vanno date risposte di certezza rispetto al proprio futuro. Organizzazioni sindacali, una quantità di associazioni di base che sono nate per difendere il territorio, per difendere le realtà cittadine, le campagne, l'acqua, l'aria, i beni fondamentali. C'è un potenziale in Italia che può costituire davvero un rilancio dei principi della Costituzione e voltar pagina, un rinascimento italiano in qualche maniera. Credo proprio di sì, proprio a partire dalla CGIL e dalla funzione pubblica all'interno della CGIL, perché è la più grande categoria appunto che rappresenta la CGIL, e dentro la CGIL a partire da quel progetto che noi un po' di anni fa abbiamo messo in piedi e che continua a lavorare. Noi siamo tra i promotori appunto del referendum sull'acqua pubblica, continuiamo a lavorare sul progetto appunto dei beni comuni, perché questi sono i beni che riguardano tutti noi.